Il tema della non autosufficienza deve diventare centrale nelle politiche sanitarie e sociali. L'appello è stato rivolto alle istituzioni nell'ambito dell'annuale convegno promosso dall'Associazione dei pensionati ANAP Confartigianato Veneto. Quante sono le persone in Italia e nel Veneto con problemi tali da rientrare tra i non autosufficienti? Quantificarle non è semplice, in quanto molteplici sono le condizioni che determinano la non autosufficienza, con competenze che ricadono su istituti diversi, INPS, comuni, regioni, IPAB. Istat e INPS stimano la presenza in Italia di 3.343.000 persone con limitazioni funzionali, di cui oltre 2 milioni e mezzo over 65, il 10% dei quali residenti in Veneto, circa 250.000. Ed è proprio sulla non autosufficienza degli anziani che si è soffermato il rapporto di ricerca 2019 di ANAP Veneto, presentato nell'ambito del convegno dal titolo Non autosufficienza, diritti e prestazioni nel Veneto, analisi e proposte. Lo scopo è appunto di informare i cittadini, di informare su quelli che sono i diritti e i doveri anche della non autosufficienza. Questo è lo scopo. E naturalmente in questa pubblicazione, che oggi noi incontreremo l'assessore Lanzarin, faremo noi le nostre proposte. Il 23% degli anziani over 75, sempre secondo l'Istat, ha riferito Pastro, ha gravi limitazioni motorie e la riduzione di autonomia personale riguarda oltre 1 su 10, un peso sociale ed economico che grava principalmente sulle famiglie. Noi quest'anno abbiamo voluto dare un taglio preciso sulla questione della non autosufficienza rispetto al tema generale della sanità e dei problemi sociali, perché la non autosufficienza, proprio come abbiamo detto, è un appuntamento già al presente e qui invece stiamo un po' dormendo su quello che potrebbe essere una cosa drammatica sotto tanti aspetti, sia sociali, umani, eccetera, ma anche economici. Chi affronterà il tema, i costi della non autosufficienza che oggi sono veramente in affanno? Soluzioni sono attese anche dalla politica regionale, a cui ANAP ha chiesto di aumentare la quota regionale per la non autosufficienza per aiutare le famiglie a pagare la retta delle strutture residenziali, di potenziare i servizi assistenziali del territorio, di garantire i posti letto nelle strutture intermedie per dare adeguata risposta alla cronicità, di trovare soluzioni ponte tra le dimissioni post-ricovero ospedaliero e i servizi territoriali. Di questi ultimi giorni e successiva al confronto con ANAP è la notizia che la Regione ha previsto 22 milioni in più per il Fondo 2019 per la non autosufficienza. Quanto all'attesa riforma delle IPAB, ecco cosa ci ha detto l'assessore a Sanità e Servizi Sociali Manuela Lanzarin. Stiamo lavorando e siamo anche a un buon punto, adesso bisognerà capire con la chiusura della legislatura, però il lavoro è fatto, un lavoro fatto anche con la Bocconi Cergas di Milano ed è un lavoro che si occupa della non autosufficienza a 360 gradi e saremo, credo, la prima regione ad avere un piano così generale ma soprattutto differenziato. Si lavora col fondo non autosufficienza in cui anche in questo caso insomma stiamo continuamente mettendo risorse perché sappiamo qual è la situazione, la necessità, il bisogno, ma soprattutto le richieste da parte delle famiglie.